And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. Qui Parlamento. E grazie ancora caro Simone, amiche e amici miei ma non dell'avventura, di nuovo buona mattinata. Antonino Danna al microfono con voi qui sulle magiche onde di Radio Libertà, e per il Qui Parlamento oggi in accidentale sostituzione di Sammy Varin abbiamo l'onorevole Ingrid Bisa. Buongiorno onorevole, ben trovata. Buongiorno a voi. Onorevole, io devo dire la verità, l'argomento di cui stiamo per trattare in un certo senso mi riguarda, perché io non ho mai completato il praticantato legale, ecco appunto. Com'è andata questa riforma dell'ordine forense? Ma è andata bene, nel senso che era una riforma che si attendeva insomma da veramente decenni. Il percorso non è stato semplice, c'è stato comunque un colloquio insomma serrato sia con il Consiglio Nazionale Forense sia con gli altri organismi di rappresentanza, e alla fine insomma abbiamo votato questa riforma importante perché c'è una riduzione a 12 mesi della scuola forense, c'è l'istituzione obbligatoria dei comitati di pari opportunità negli ordini circondariali, c'è la candidatura per i consigli, i componenti dei consigli, insomma, degli organismi dei consigli nazionali forensi, solamente individuali e non con liste organizzate. C'è una scuola forense gratuita per i praticanti avvocati con l'ISE, sostanzialmente tenendo in considerazione l'ISE, quindi con l'ISE basso. C'è la possibilità di avere un tirocinio anticipato esteso appunto agli studenti che sono fuori corso, quindi già in fase insomma universitaria, per accelerare i tempi e per far sì insomma che la professione sia un po' più appetibile. Viene inserito insomma le forme di compenso per i praticanti avvocati, perché era una cosa insomma che veniva chiesto da tanto tempo. I consigli poi distrettuali devono avere una sede nel capoluogo del distretto di riferimento. Sappiamo che questa insomma è una legge delega, quindi adesso passerà al Senato per la seconda lettura, e se non ci sono modifiche insomma poi devono essere emessi i decreti attuativi da parte del governo, che sappiamo hanno l'obbligo insomma di avere i pareri da parte delle commissioni competenti, decreti attuativi che devono essere emessi entro 6 mesi dall'emanazione della legge, dall'entrata in vigore insomma della legge. Quindi è una riforma complessa che tocca veramente tanti punti, insomma è un punto di partenza, perché appunto essendo legge delega poi tutti i criteri insomma minuziosi andranno a essere inseriti nei decreti legislativi insomma. Ecco, mi sembra una notevole spinta a rendere le cose molto chiare, anche perché la professione forense, diciamocelo pure, è molto cambiata rispetto al tempo
in cui noi andavamo all'università, mi permetto di dire noi perché siamo coetanei, e quindi già allora ci dicevano non sarà più l'avvocato da cui vai per qualsiasi problema, ma saranno delle figure più specializzate che si occupano soltanto di determinate branche del diritto, di determinati settori. Insomma, una riforma che guarda al futuro. Sì, è una riforma che guarda al futuro, tenendo anche in considerazione che per la prima volta è stata normata quella che viene cosiddetta definita, insomma, la monocommittenza, proprio appunto in base a quello che lei diceva. C'era una forte richiesta, insomma, di inserire nel nostro appunto ordinamento la regolamentazione di questo tipo, insomma, di ausilio, soprattutto utilizzato nei grossi studi legali, e quindi anche questo, insomma, è sempre si cerca, insomma, abbiamo cercato con questa riforma di incentivare e di rendere appetibile una professione che non è mai stata facile, perché quando si fa l'avvocato, io parlo insomma anche da avvocato, c'è tanta responsabilità, insomma. Ci sono dei principi che sono comunque stati rimarcati in questa legge delega, che sono i principi sostanzialmente di libertà da parte dell'avvocato, di rispetto di quelle che sono, insomma, le norme ovviamente deontologiche, e quindi, insomma, è un ruolo dell'avvocato che viene da una parte valorizzato, perché comunque, insomma, quando parliamo di diritti delle persone non è mai semplice, perché ovviamente poi hai in mano la vita, veramente la vita delle persone, sia in tutti gli ambiti, insomma, in tutte le branche del diritto, e dall'altra parte cerchiamo appunto di rendere la professione più appetibile, perché anche gli ultimi dati, insomma, ci sono veramente tanti avvocati purtroppo che nell'ultimo soprattutto decennio hanno chiuso la partita IVA per andare a fare oltre, per ad esempio fare concorsi nelle pubbliche amministrazioni. Onorevole, una domanda, una curiosità. È il leggendario esame di Stato che un tempo, quando appunto noi si era all'università, calamitava frotte di praticanti in quel di Catanzaro, che poi è stato riformato. Ecco, è cambiato? Ci sono novità anche su questo? Ma guardi, ci sono novità, nel senso che verrà emesso un decreto legge in tal senso, proprio anche per l'imminente, insomma, esame di avvocato di quest'anno. Quindi siamo anche noi, insomma, in attesa di leggere il contenuto del provvedimento che uscirà dal Consiglio dei Ministri, perché poi appunto bisognerà convertire velocemente. Però credo veramente sia imminente, visto anche, insomma, l'imminenza ormai dell'esame di avvocato per quest'anno. Eccellente, allora in bocca al lupo a chi sosterrà l'esame. Io mi scuso con lei per averla fatta attendere e al No, piacere di niente, ci risentirci. mancherebbe. Si figuri, al piacere di risentirci presto. Grazie mille, grazie a voi sempre per la cortesia, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata. Sigla. Qui Parlamento. Oh, bella gente, ringraziamo l'onorevole Bisa. Insomma, mi dà sollievo sapere che ci saranno novità anche per quanto riguarda il leggendario esame di abilitazione per diventare avvocato. Avete visto? Martedì Laura Cavandoli mi ha tirato le orecchie, mi ha detto ora saranno solo 12 mesi, che cosa aspetti? L'onorevole Bisa, insomma, mi porta questa notiziola tipo pulce nell'orecchio che mi dice, vediamo un po' come cambierà l'esame di Stato, ma quasi quasi, chi lo sa, vedremo. Vedremo, insomma. Allora, bella gente, io vi dicevo che sono stato a fare il pieno all'Alfa. Parliamo di benzina, va. Quanto l'ho pagata? 1,95 euro, sono 57 litri e 1, totale euro 112. Voi a quanto l'avete pagata? Fatecelo sapere, 0292947222 il telefono è aperto, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp. A parte questo, tra l'altro sono già le 11:18 minuti e 38 secondi, e questo vuol dire che alle 11:30, quindi tra 12 minuti scarsi, noi daremo la linea
all'immenso Fabrizio Graffione per Lega Liguria. Diamo un'occhiata alla ADN Cronos, crisi energetica, la Meloni, il governo farà tutto il possibile per scongiurare gli effetti. Oddio, in effetti, quando è stato? Sì, la settimana scorsa ho fatto il pieno alla Vespa, veniva €1,94. Questa settimana, no, €1,99 era la settimana scorsa. Ora è scesa a €1,95. Certo, tra fare il pieno alla Vespa e fare il pieno all'Alfa è un po' diverso, perché veramente l'Alfa ne porterebbe 69 di litri di benzina, quindi ero quasi entrato in riserva, mi sono risparmiato 12 litri aggiuntivi di benzina. Allora, sentiamo che cosa dice la Meloni. La Premier, il taglio delle accise sul carburante è stato un modo per impedire che esplodesse l'aumento dei prezzi. Sui migranti, cambio di passo, ma sarebbe meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione. Capito, magistratura? Cosa dice Giorgia Meloni a Mattino 5 su Mediaset, riferisce all'ADN Cronos? I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione. Però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che noi stiamo vivendo. Ha detto ancora la Meloni, affermando che il taglio delle accise sul carburante è stato un modo per impedire che esplodesse l'aumento dei prezzi. Per carità è una magra consolazione, ma da noi il costo del carburante è cresciuto sensibilmente meno di quanto non sia accaduto per esempio in Francia e Germania. Il tema dell'energia è la nostra priorità. Sulla richiesta di flessibilità per far fronte all'impatto della crisi energetica con l'Europa c'è un'interlocuzione in corso. Vedremo come andrà avanti questo dibattito, ma il punto è che noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Lo dico da una persona che sostiene con forza la necessità che l'Italia e l'Europa facciano di più per difendersi da sole, ha fatto sapere la Meloni. È evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione e quindi bisogna cercare un equilibrio aggiunto. Quindi l'augurio agli italiani, la pace nel mondo, è la più scontata delle risposte, ma se non c'è una stabilità di fondo è tutto più difficile. L'auguro agli italiani, ma anche a me stessa, perché non è facile lavorare così, ha detto la Premier durante l'intervista. Soddisfatta del controllo delle nostre frontiere? Io di carattere non sono soddisfatta mai, è un mio marchio di fabbrica, però penso sia un dato di fatto che questo governo ha realizzato un cambio di passo totale rispetto al passato, difatti interrompendo una volta per tutte l'incremento incontrollato dell'immigrazione illegale, alla quale noi assistevamo da anni. Abbiamo invertito la tendenza in modo drastico, ha affermato ancora Meloni. Ma potremmo fare ancora meglio da subito se tutte le componenti dello Stato remassero nella nostra stessa direzione. Mi riferisco al fatto che se i cittadini chiedono di fermare l'immigrazione illegale di massa e si fanno delle leggi che hanno come obiettivo quello di far rispettare l'ordinamento, di rispondere ai bisogni dei cittadini, poi ci si aspetta che chi deve far rispettare quella legge non lavori per fare in modo che quella legge venga messa in discussione, ma per far rispettare quella legge. Conclude la Premier, questo secondo quanto scrive il take dell'agenzia ADN Cronos. Altra notizia, mafia ha trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, maxi operazione con 3 arresti e sequestri per 200 milioni, le attività investigative sviluppate anche in collaborazione con autorità giudiziarie di polizie estere e coinvolgono diversi paesi, tra cui Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Ancora, polizia in edificio a via Tallone, adescata e segregata e costretta a violenze sessuali di gruppo per 3 giorni, 5 fermi a Roma. Le violenze in uno stabile abbandonato di via Tallone, altre 11 persone di origine extracomunitaria rintracciate all'interno dello stesso stabile sono state colpite da provvedimento di espulsione. Ebola, cresce l'epidemia in Congo, casi sospetti superano quota 1000 con 238 decessi, insomma qua abbiamo news veramente incoraggianti. Vediamo invece che tempo farà, perché sapete che l'ondata di caldo è stata abbastanza pesante in questi giorni. Vediamo che cosa
dice l'ADN Kronos, eccolo qua, vediamo un po', sì, ecco. Fine del caldo africano, ma scatta l'allarme meteo, 48 ore di temporali violenti sull'Italia. Questa è l'ADN Kronos che riferisce le previsioni del meteo.it. Vediamo cosa dice nel dettaglio. Giovedì 28, cioè oggi, al nord temporali sparsi e leggero calo delle massime. Al centro temporali dagli Appennini verso le coste tirreniche, al sud rovesci pomeridiani sull'Appennino, locali su coste campane e sole altrove. Venerdì 29 al nord temporali sparsi e leggero calo delle massime. Al centro temporali dagli Appennini verso le coste tirreniche, al sud rovesci pomeridiani sull'Appennino, locali su coste campane, sole altrove. Sabato 30 al nord più soleggiato, al centro più soleggiato, al sud qualche rovescio sulle isole maggiori interne. Tendenza. Domenica con più sole, temporali di calore soltanto sui rilievi. Ponte del 2 giugno con maggiore probabilità di temporali al centro-nord, soprattutto da martedì pomeriggio. Poi vi portate appresso la radio e vi sentite Radio Libertà, perché saremo Sava Sandir in diretta nella mattinata del 2 giugno fino alle ore 13. Ci sarò io a condurre la rassegna stampa, così come ci sarò giorno 1 in sostituzione dell'immenso Semmi, per cui passeremo questo ponte insieme, se vorrete, se mi farete questo regalo, e Sava Sandir con questo, insomma, cercheremo anche di far fronte a eventuali rovesci temporaleschi che, a dirla tutta, in questo momento sarebbero alquanto graditi, visto il caldo porco del quale stiamo discutendo. Allora, le 11, 25 minuti e 42 secondi, il telefono è sempre aperto allo 0292947222. Se ci volete scrivere, invece, abbiamo la nostra il nostro splendido indirizzo WhatsApp 340 670 9659. Come vedete, io sto risentendo di 4 ore di sonno che sono riuscito a macinare stanotte proprio perché il caldo mi ha tenuto sveglio quasi tutta la notte, al punto che, vi dico, io alle 5:10 ero già in piedi. Cioè, non so voi, ma stanotte è stata davvero una nottata da forno, devo dire, veramente da forno. Vabbè, che dobbiamo fare? Com'era quella canzone di Bobby Solo? Domenica d'agosto, che caldo fa, la notte un giro arrosto, non servirà a bere una bibita. Vabbè, si vede proprio che il caldo mi ha colpito in pieno. Ok, andiamo a dare un'occhiatina all'estero, andiamo a vedere che cosa ci dice la BBC. La BBC, niente, l'apertura è la stessa di stamattina in rassegna stampa. L'Iran dice di aver colpito questa base americana dopo l'ondata di ieri di attacchi americani. Israele colpisce pesantemente il Libano meridionale dopo aver ordinato un'evacuazione in larga scala. Poi, che altro c'è di interessante? I segreti medievali che vengono rilevati dall'intelligenza artificiale. Pensate un po' voi. Un codice del 600 che è stato trovato nella libreria vaticana e tra i documenti storici e i messaggi che vengono decifrati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Umberto Eco, fosse ancora tra di noi, sarebbe alquanto gasato dalla cosa, altro che il nome della rosa, sarebbe qualcosa di straordinario. Per fortuna che ho fatto il pieno, 60 litri 2 settimane fa a 1,97. Ma di cosa? Di diesel o di benzina? Poi qualcun altro mi manda questa informazione dal Trentino. In Trentino il diesel è tornato a 2,07, 2,10. So che in Germania siamo avanti anche a 2,50. Prezzo veramente pesante per il diesel, prezzo veramente pesante. Poi vi stavo dicendo appunto dei messaggi segreti dell'intelligenza artificiale, o meglio, che l'intelligenza artificiale decifra. Pensate che questo testo, questo manoscritto che si chiama il cifrato Borg, 408 pagine di lunghezza, usa 34 simboli incomprensibili con poche lettere dell'alfabeto romano
è una pagina iniziale che è scritta in arabo e non si capiva quali fossero, insomma, le chiavi per capire, diciamo così, il significato di questa roba. Beh, sapete che cosa ha trovato l'intelligenza artificiale? Delle formule o delle pratiche per curare il corpo umano, quindi per rispondere ai malanni di salute. Insomma, niente male, direi. Abbiamo Lisetta al telefono, pronto? Buongiorno Buondì. signor Tonino. Buongiorno. Allora io volevo Buondì. parlare, naturalmente, tanto per cambiare argomento, sull'immigrazione ancora. Perché, signor Tonino, i loro stipendi sono meglio dei nostri. Allora, io ho letto un commento che sottolineava, in parole povere, i trattamenti salariali per gli stranieri che lavorano in Italia. La collaborazione di un certo sindacato, anche questo ci si mette di mezzo, ci sono una serie di percorsi e agevolazioni che la Lombardia, signor Tonino, se li sogna. Allora, assegni familiari in abbondanza, visite oculistiche agevolate, occhiali, dentista, eccetera. Ma la nota stonata sono i comuni che danno contributi su abbonamenti, scuola, bus, libri, mensa, affitto addirittura per il riscaldamento. Molti veneti, signor Tonini, in Australia avevano la paga settimanale. Il primo anno canna da zucchero per tutti e agevolazioni zero. Questa è la differenza. Io la saluto e buona giornata. Guardi, io non so chi le abbia dato questi dati, però in realtà c'è una recente ricerca che è stata pubblicata la settimana scorsa dal Centro Studi dell'Università Cattolica di Brescia, che dice invece un'altra cosa, che i migranti non sono pagati in maniera uguale agli italiani e soprattutto tendenzialmente ricevono proposte di contratti a tempo determinato e non indeterminato. Un conto è il gap salariale che c'è e un conto è il welfare di cui godono esattamente come tutti gli altri cittadini italiani. Con questo abbiamo finito, adesso Lega Liguria con Fabrizio Graffione, con me ci si ritrova alle 18:15 trattabili con Zoom il drive time in mezzo ai fatti. Grazie a tutti, a più tardi. Avete ascoltato Potere